È il grande assente di questa campagna elettorale, non c'è traccia nei programmi dei candidati a sindaco né una questione che ha animato il dibattito politico. Parliamo della vicenda aeroporto ad Agrigento. A denunciare quello che chiama disinteresse ed apatia degli esponenti politici è il presidente della provincia Eugenio Dorsi, che invece della battaglia per lo scalo a Licata ne ha fatto un proprio cavallo di battaglia e a 48 ore dalla conclusione della campagna elettorale Dorsi ha preso carta e penna e ha denunciato il silenzio assordante degli esponenti politici che, venuti ad Agrigento a raccattare i voti per i loro candidati, non hanno pensato di sollevare la questione aeroporto. Possiamo dedurre che l'infrastruttura, pur trovando largo consenso ed interesse nella società civile agrigentina, aggiunge, non ha trovato lo stesso riscontro nella classe politica nazionale e regionale. Dorsi si sofferma anche sulla validità dell'opera. La realizzazione dello scalo aeroportuale, sottolinea, rappresenterebbe un fattore decisivo di sviluppo economico e sociale di questa provincia. Il costante sviluppo del traffico aereo di questi ultimi anni e la rilevante crescita attesa per i prossimi impongono una grande attenzione verso la realizzazione dell'importante infrastruttura, un tema prioritario che avrebbe dovuto collocarsi all'interno di un dibattito più ampio, riaccendendo i riflettori della politica su un argomento di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio agrigentino. L'assordante silenzio dimostra ancora una volta, conclude Dorsi, la scarsa considerazione della politica verso la gente di questa provincia, ritenuta dai nostri politici merce di scambio e bacino elettorale, terra di conquista. E a proposito di aereo, salvi i collegamenti aerei da e per Lampedusa nella prossima stagione estiva. Riprendono dal prossimo 6 maggio i voli per l'isola e saranno garantiti fino al 31 ottobre. I turisti potranno raggiungere Lampedusa al costo di 35 euro a biglietto. La situazione era diventata allarmante dopo che la Meridiana Fly, che si era aggiudicata l'appalto per la gestione del servizio 2 anni fa, aveva soppresso i voli verso le isole. Alla fine Meridiana ha accettato di effettuare i voli con 10 milioni di euro messi a disposizione dall'ENAC e dalla Regione fino a fine ottobre.